Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita. Per i più attenti, ma non solo, vedete che qui alla mia sinistra c'è una scacchiera con un campo da calcio. Sarebbe molto divertente analizzare e utilizzarla, ovviamente è un richiamo per i campionati europei che si stanno giocando in questi giorni ed è anche un augurio per la ripresa di tutti i grandi eventi sportivi, sia scacchistici che di altre attività. Ovviamente, per quanto sia divertente analizzare e muovere in questa scacchiera, vi assicuro che potrei farlo e l'ho fatto, e ovviamente la tolgo e torniamo alla nostra classica scacchiera di analisi. La partita che vi propongo oggi è stata giocata pochi giorni fa e siamo sempre a Bucarest, quindi in occasione di questo grandissimo e fortissimo torneo, il Superbet Chess Classic, che fa parte di un circuito di tornei dove poi chi arriva primo si qualifica per il torneo dei candidati, quindi di 2 anni fa, cioè tra 2 anni. Allora, con il bianco abbiamo il grande maestro rumeno Lupulescu, che qualche partita fa abbiamo visto essere sconfitto da Caruana, e con il nero il fortissimo Anish Giri, quindi dall'alto dei suoi 2800 punti, che per un piccolissimo periodo è stato anche considerato uno dei possibili candidati al titolo mondiale e prossimo sfidante di Carcere, ma poi, come sappiamo, Giri nella parte finale, nello scontro diretto contro i russi, non è uscito indenne, quindi poi alla fine non si è qualificato per la sfida contro Magnus Carlsen. Abbiamo una partita inglese, C4 la prima mossa per il bianco e 5 per il nero. La partita continua in questo modo: cavallo F6, cavallo F3, e fino a qui diciamo che siamo in piena teoria. Il bianco ha giocato una mossa particolare, E3. Il più delle volte lo sviluppo più comune è quello di fare G3 alfiere G2 con intenzione da parte del bianco di conquistare le case centrali. Una spinta come 3 potrebbe anche avere dei richiami verso altre varianti, perché il bianco potrebbe preparare sia la spinta in D4 oppure utilizzare E3 come una mossa elastica, una mossa di attesa per poi cercare di conquistare il centro con calma, magari da lontano, con B3 alfiere B2 o forse con A3 e poi B4. Non sappiamo ancora quali sono le intenzioni del bianco, però è bene sapere che il bianco può optare per diversi sviluppi. Anish Giri continua da nero con una mossa molto logica, perché piuttosto che non capire bene come verrà diretto il gioco e su quale percorso si creerà la partita, decide di fare qualcosa che comunque porta verso un binario unico. Alfiere B4 ha un'idea soltanto: l'idea potrebbe essere quella di eliminare questo cavallo per rovinare la struttura pedonale. In caso di una mossa come D4, che attenzione non è la mossa che è stata giocata in partita, il nero potrebbe cercare di isolare un pedone centrale al bianco con questa sequenza, quindi il nero cattura in D4, il bianco riprende, e dopo D5 e dopo un eventuale cambio la posizione che otteniamo sarà questa. Il bianco è un pedone isolato, non significa che la posizione sia vantaggiosa per il nero, però è la tipica posizione dove, se il nero riesce a semplificare dei pezzi, togliere dei pezzi dalla scacchiera, avrà sempre un finale superiore, e viceversa il bianco deve cercare di mantenere più pezzi in gioco per provare a prendere un po' di iniziativa. Dopo alfiere B4 Lupulescu ha giocato donna C2, la cui idea, dopo un possibile cambio, è quella di non alterare la struttura pedonale ma semplicemente prendere di donna. La mossa di Anish qui mi ha sorpreso un po', perché ha catturato immediatamente. Solitamente questa cattura avviene quando il nostro avversario, quindi in questo caso il bianco, perde un tempo con una spinta di pedone, quindi alfiere per C3, donna per C3, donna E7 la mossa della partita, e finalmente da parte del bianco arriva a D4. Dopo D4 le intenzioni sono chiare: il bianco vuole prendere spazio. Tra l'altro il fatto che ci sia ancora in gioco per il bianco la coppia degli alfieri preparerà anche un'apertura del centro per poi fare B3 e forse alfiere B2, creando la famosissima batteria, quindi alfiere in B2, la donna in C3 lungo l'intera diagonale nera. La partita prosegue, quindi il cavallo salta in avanti, attacca la donna che si muove in D3, e a questo punto si cerca comunque di creare il pedone isolato. Il nero continua con la cattura in D4, mossa necessaria anche perché questa donna in D3 silenziosamente è lì che controlla la casa dove si trova il cavallo del nero. Quindi la partita prosegue e a questo punto il cavallo D4 va in C5. Guardando questa partita direi che non è chiaro quali siano le intenzioni del bianco e del nero, perché sembra la posizione abbastanza iniziale per i pezzi bianchi,
E questo cavallo nero è stato sviluppato in F6, poi è andato in E4, adesso è andato in C5, poi forse ritornerà in E4, quindi il seguito è veramente poco chiaro. E Anish Giri decide di obbligare il suo avversario a muovere nuovamente la donna, ed effettivamente catturando lo obbliga alla cattura, dato che il pedone in E3 è chiaramente inchiodato. La partita prosegue a rocco corto e alfiere 2. Guardando questa partita, la domanda potrebbe essere effettivamente chi è che ha ottenuto qualcosa dall'apertura. E a prima vista direi che il bianco ha la coppia degli alfieri in una condizione in cui il centro è totalmente libero, quindi si dice che nel momento in cui non ci sono pedoni al centro, avere la coppia degli alfieri dia un vantaggio. Ed effettivamente anche quel piano che ho proposto prima, quindi la creazione di questa batteria sulla diagonale nera, è abbastanza facilmente realizzabile. Cosa potrebbe aver ottenuto il nero? Il nero, dato che ha un cavallo, dovrebbe cercare di mantenere chiusa la posizione, ma dato che non ci sono pedoni centrali non sarà per nulla facile. Direi che dopo l'apertura, per quanto le mosse di Anish Giri siano state molto, molto strane, molto creative, a me personalmente piace molto il bianco, mi sembra che qui il bianco abbia un gioco molto facile. La partita prosegue, quindi B6 e alfiere B7, F3 che è una mossa molto logica. F3 si prepara a chiudere tutto con E4. E4 vuole tappare l'alfiere di case bianche del nero, e dopodiché, dato che sta mettendo tanti pedoni su casa bianca, perché la struttura pedonale che si vuole ottenere probabilmente qualcosa del genere, l'alfiere di case nere è chi svolgerà un ruolo molto importante, perché se i pedoni controllano le case bianche servirà un controllo di case nere, il bianco con l'alfiere, mentre il nero con l'alfiere non ce l'ha più. F5 sulla scacchiera per impedire 4, torre D1, e a questo punto si inizia a migliorare la posizione. Il bianco vorrebbe fare 4, ma come vedete il nero lo ha impedito, quindi ha giocato prima il pedone in F5, adesso ha raddoppiato sulla colonna del pedone arretrato, e chiaramente questo raddoppio evita anche che l'alfiere abbia facilità di movimento, perché in caso di alfiere C3, che tatticamente è possibile, il nero vorrebbe sempre fare pressione sul pedone in E3. È possibile perché ovviamente se io giocassi una mossa come alfiere C3, lui mi cattura il pedone, chiaramente ritorna nuovamente in essere quella famosa batteria che ho annunciato qualche mossa fa, e quindi il matto è a seguire. Il nero prosegue, torre F6 chiudendo la diagonale e preparando un terzo attaccante contro quel pedone arretrato. E alfiere D3, e come dicevo è il momento per il bianco di manovrare, e qui avviene una sequenza di mosse veramente bella. Quindi in questa posizione il nero ha portato una donna in H5, che di per sé è qualcosa di molto facile da coordinare, si sta creando armonia tra i pezzi bianchi e tra i pezzi del nero, quindi soprattutto questa donna si sta organizzando in attacco con la torre, perché torre H6 è lì nell'aria, e chiaramente si farà pressione sulla colonna H. L'altra idea è chiaramente quella di sfruttare il tema tattico su questa diagonale, perché effettivamente dopo alfiere 4 questi due pezzi, queste due torri, si nota che non stanno per nulla bene. La partita prosegue, alfiere B1, torre G6 creando delle minacce tattiche. Torre G6 vincerebbe con mossa al nero all'istante con donna per F3 o alfiere per F3, e quindi a questo punto bisogna tappare e chiudere la colonna G. Alfiere G3 riesce in questo, arrivano le prime semplificazioni, ed è molto simpatica questa sequenza, perché mentre prima l'alfiere era impossibile da catturare, adesso quella casa è una casa di manovra per i pezzi del nero, e quindi anche il cavallo si sposta lì verso il centro, e magicamente direi che qui effettivamente chi è che sta meglio è sicuramente il nero. La partita prosegue, cattura in G3 che voleva guadagnare un pedone, scacco intermedia, e a questo punto il nero si ritrova con un pedone in più. Il nero si ritrova con un pedone in più in una condizione in cui il bianco, bene o male, un minimo di coordinazione sulla colonna E è riuscito a crearla. Quindi in questa posizione non resta altro che cercare di attivare il prima possibile i propri pezzi. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Vi dico anche che la presenza di pochi pezzi, perché abbiamo soltanto 3 pezzi pesanti, quindi 2 torri e testa più la donna per il bianco e per il nero,
potrebbe portare magari a delle posizioni molto equilibrate. È facile cadere in qualche eccezione di pareggio nel momento in cui vengano cambiate le donne. E4 è una mossa, la mossa giocata, sfrutta all'istante il fatto che la donna in H5 non sia difesa da nessuno e quindi vuole rapidamente recuperare il pedone. Donna F3 è una mossa altrettanto bella, perché sfrutta il fatto che adesso il pedone è inchiodato e quello è, perché si potrebbe cercare di catturare dopo una possibile pedone per F5. Ovviamente bisogna fare attenzione, perché se io catturassi all'istante in E2, per quanto la posizione possa sembrare vinta, il bianco cattura e dopo la ripresa seguirà il matto lì sull'ultima traversa. E chiaramente la reazione del nero in una situazione del genere non può che essere sorprendente e chiaramente negativa. La combinazione, quindi tornando indietro, dopo un pedone per F5 esiste una combinazione vincente o comunque un buon attacco, ed è senz'altro questo qui, torre per G2. Torre per G2, scacco e re, se re si sposta seguirà il matto da parte del nero e da parte degli Yanishvili, altrimenti dopo torre per G2, anche in questo caso catturo la torre, scacco, il re si sposta e nel giro di qualche mossa, coordinando bene i pezzi, il nero si difenderà dal tema di matto sull'ultima traversa e avrà anche dei buoni temi per attaccare lui stesso. Infatti in questa posizione sicuramente la cattura in F5, che sembra molto forte, in realtà non funziona. Quindi donna F7. Donna F7 mossa logica, attacco un pezzo che non è difeso e chiaramente non c'è casa migliore che metterla vicino al proprio re, in modo da evitare che quella torre non sia difesa e possa essere nuovamente attaccata. In caso di torre C8, che qualcuno potrebbe anche considerare come una mossa logica, il problema è che il bianco qui cattura in F5 e dato che la torre in C8 non è difesa, permetterà l'ingresso in E8 con scacco, dettaglio importantissimo perché poi alla fine è quello che permetterebbe al bianco di vincere, di ottenere una posizione vinta. Tornando alla partita, quindi questa torre sotto attacco si nasconde vicino al proprio re lì in G8 e dopo pedone per F5 donna C6 da parte di Yanishvili. A questo punto il bianco decide di rafforzare la prima posizione cercando di creare tattica. Torre F2 è molto interessante perché l'idea tattica è cercare di fare F6 seguita da un ingresso sulla settima, oppure giocare F6 e dopo una cattura io riprendo con la donna attaccando il re avversario, ma nel frattempo preparando spazio e preparando l'ingresso per la torre e la torre della colonna E. Torre C5 è la mossa della partita, ma attenzione, adesso qui per i più curiosi vi chiederò di bloccare il video. Questa posizione in realtà è stata pubblicata su diversi social network, quindi magari qualcuno potrebbe anche averla già vista. Il bianco muove e vince. Il bianco muove e vince sfruttando il tema del matto del corridoio e la posizione scomoda del re nero. Il bianco vince con questa mossa. E cosa accade? Adesso questa torre è sotto attacco 2 volte. In caso di cattura ci sarà il matto immediato e non c'è di meglio che fare un tentativo di dare uno scacco perpetuo. Adesso torre 8 effettivamente è un tema tattico che si vuole creare. Allora, se io giocassi torre 8 in questo momento, vi chiedo se effettivamente c'è ancora la difesa. Sembrerebbe di no, ma in realtà c'è un torre per G2 che è molto fastidioso. Cosa potrebbe accadere in caso di cattura? Quindi torre per G2 ha adescato il re sulle case bianche e adesso la risorsa difensiva è questa qui, scacco e via. Dopo torre per G2 il bianco non è obbligato a catturare, potrebbe anche spostarsi, ma anche qui è molto curiosa la difesa perché scacco di torre, e se lui si sposta nuovamente scacco e ripetiamo, oppure in questo caso chiaramente donna per F2 sarebbe vincente. E in caso di cattura di re, semplicemente donna per F2 con caccia e tentativi di perpetuo. Questa idea torre 8, quindi in questa posizione, l'idea torre 8 esiste, è valida, ma bisogna farlo in un contesto un po' più
corretto. Quindi il bianco gioca prima torre 7, trovando l'intuizione corretta, quindi la mossa giusta. Torre 7 ha l'idea di giocare F6 per spazzare e controllare tutta la settima traversa. Dopo donna D4, mossa giocata in partita, adesso è tardi perché torre 8, dettaglio tattico che abbiamo visto prima, effettivamente funziona. In questa posizione il nero non ha più quella risorsa tattica perché era molto importante dare uno scacco in G2 per poi dare scacchi sulle case bianche e rifarsi sulla torre, ma effettivamente così non funziona più. Torre per G2, re per G2 e a questo punto il tentativo di perpetuo più che basarsi sul calcolo è più diciamo un aspetto di disperazione agonistica, perché il nero è consapevole dall'alto dei suoi quasi 2800 punti che non c'è alcun perpetuo. Infatti il re bianco si rifugia verso il lato della scacchiera dove è più sicuro e a questo punto dopo lo scappo interviene la torre ed effettivamente difesi dal perpetuo e anche dagli scacchi, perché su uno scacco in A1 il re si sposta, purtroppo le minacce del bianco restano, la minaccia di matto in G8 resta e non ci sarà più nulla da fare. Ok, partita molto, molto bella, sembrava che Anish Giri effettivamente fosse riuscito a ottenere un vantaggio, ma poi nella parte finale probabilmente ha voluto un po' troppo. La posizione finale tendeva abbastanza al pari, quindi bisognava accontentarsi della posizione raggiunta. Rivediamola, quindi C4 e 5, apertura inglese dove il bianco non ha giocato secondo gli schemi classici, comunque le posizioni più comuni in cui si mette il pedone in G3 per poi fianchettare l'alfiere, ma ha giocato E3. A questo punto alfiere B4 con l'idea di togliere quel cavallo, togliere il cavallo per creare una manovra senz'altro un po' fuori dagli schemi, perché come vedete tutte queste tre mosse di cavallo portano a un gioco molto, molto creativo. La donna è costretta nuovamente a muoversi, ma la posizione che si ottiene è molto particolare. Il bianco, chissà, anzi sicuramente avrebbe potuto giocare un alfiere F3 per attaccare la torre, così miglioramento della posizione, miglioramento dell'alfiere, e avrebbe evitato probabilmente alfiere B7. Ma immagino che l'interpretazione della posizione del bianco sia stata: ok, ho la coppia degli alfieri, voglio mantenerla il più possibile, ed effettivamente quello che vuole cercare di fare è F3 per fare 4 e poi di conseguenza coordinare i propri pezzi sulle case nere. Andando avanti con la partita, effettivamente in questo momento sembrerebbe che al bianco qualcosa sia andato storto, perché i pezzi del nero sono effettivamente riusciti a coordinarsi. Questa donna in H5 prepara l'ingresso e la coordinazione con la torre lungo la traversa ed effettivamente qualcosa è andato un po' storto. Adesso c'era questa sequenza di mosse molto bella, molto particolare, alfiere 4 che sembra un pezzo in presa, ma in realtà non è per niente così. In caso di cattura seguirebbe la semplice pedone per E4 togliendo il difensore della torre, e chiaramente dietro questa torre c'è un'altra torre che ha bisogno anche lei di essere difesa, quindi questa posizione sarebbe assolutamente vantaggiosa. La partita è proseguita in questo modo ed effettivamente cavallo E4 ripropone la stessa idea. La partita quindi prosegue e qui abbiamo un parziale di un pedone in più, ma i pezzi del nero non sono ben coordinati per affermare che il nero abbia una posizione vinta, e quindi il bianco non fa altro che aprire la posizione con E4, che poi è la scelta più logica. Donna per F3 sembra vincente, o comunque una mossa che fa abbastanza paura perché ci sono due pezzi vicini al re bianco, ma non è così. Donna F7, torre G8 e a questo punto, dopo la presa in F5, le minacce di ingresso sia sulla settima che sull'ottava traversa sono reali ed esistenti. Donna C6 giocata in partita, torre F2 preparando F6, preparando torre 7, quindi creando nuove minacce, e a questo punto torre 8 l'idea, ma prima bisogna fare qualcos'altro. Prima bisogna giocare torre 7 con l'idea di attaccare C7, l'idea di aprire la posizione con F6, e quindi poi la partita prosegue. Donna D4, la mossa giocata da Anish Giri, che è una mossa purtroppo per lui perdente, perché poi arriva a torre 8 e adesso il bianco ha un matto imparabile per via del tema del matto sull'ultima traversa, il matto del corridoio. Allora, spero che questa partita vi sia piaciuta e come sempre la trovate commentata nel gruppo di Matto Scacco di Lices, e appuntamento alla prossima partita. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni.
e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!